Aquileia è una meraviglia, è una cosa stupenda, straordinaria, ed è anche una delle tante capitali dell'impero romano. E quella è stata costruita per le legioni, perché siamo vicini al confine. Il confine orientale l'hanno fatto Tiberio e anche Druso, che sono saliti fino alle montagne. E quel nome anche molto suggestivo di Aquileia, la città delle aquile. Quello che è rimasto ha un fascino meraviglioso, straordinario. Quando uno arriva e vede la basilica, dove vede le colonne, e poi vede i resti del porto, e lì c'erano le legioni perché bisognava difendere prima l'Italia, quindi con le Alpi, e poi il grande limes che va dal mare del nord fino all'Adriatico, prima dal Reno e poi il Danubio, quindi tutta la parte balcanica. C'era soprattutto il nodo stradale, c'erano quindi le grandi strade consolari, la postumia. E l'impero romano è uno stato di tipo moderno proprio. L'impero romano arriva ad avere 80.000 chilometri di strade pavimentate. 80.000 vuol dire 2 volte l'equatore. L'equatore è 40.000. Là dove c'era la maggiore intensità delle strade, ancora oggi c'è uno sviluppo molto superiore a tutto il resto. Questo è veramente fantastico. C'è una leggenda secondo cui l'assedio di Attila diventa soffocante, ma i pochi legionari che sono rimasti a difenderla in una notte molto buia e il lune, loro aprono una porta e tutti i civili se ne vanno di là, mentre loro si battono per coprirli e vanno via, vanno verso il mare, e da lì nasceranno le città della costa. Risusciteranno anche la Serenissima.